Non c'è stata partita, netta la differenza dei valori in campo, l'Akragas batte 5-1 la Parmaval. Noi questo lo sapevamo già, anche facili profeti, conoscendo il valore dell'Akragas. Il risultato può anche darci leggermente fastidio, ma è nei valori che si sono espressi in campo, quindi pensavamo di subire meno gol possibile, anche perché in un'ottica di salvezza dobbiamo sempre considerare la differenza reti. Per rispondere alla tua domanda, sicuramente l'Akragas, questo sarà un anno buono per l'Akragas, anche se dobbiamo incrociare le dita, perché nel calcio tutto è labile, quindi dipende solo dall'Akragas. Penso che il campionato è nelle sue mani, il suo destino è nei giocatori e nella società. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo pigiato subito sull'acceleratore nei primissimi minuti, abbiamo trovato la marcatura con Bonaffini e poi abbiamo continuato, abbiamo insistito per cercare di chiudere la partita, cosa che abbiamo fatto benissimo. E abbiamo fatto penso una grande partita, abbiamo mollato forse sul 3-0 qualche cosina, abbiamo commesso qualche errore in fase di lettura di qualche situazione, però dico, l'errore fa parte del nostro lavoro, ci dà la possibilità di lavorare in settimana per migliorare questi aspetti, quindi abbiamo fatto il nostro dovere contro, ritengo, una buonissima squadra che non era semplice da affrontare. Come si sta da soli al comando della classifica? Ma noi a questo non ci pensiamo, sicuramente ci fa piacere, però parlare in questo momento alla quarta partita di andata che siamo da soli penso che sia prematuro, anche perché dietro abbiamo delle squadre abbastanza importanti, mi riferisco al Campofranco, mi riferisco al Raffadale, mi riferisco al Mazzara, all'Alcamo, che sono delle squadre importanti sotto tutti i punti di vista e quindi voglio dire, è un momento che sì, siamo in testa alla classifica e questo ci fa piacere perché premia i sacrifici che fanno i ragazzi giorno dopo giorno, però voglio dire, bisogna stare con i piedi per terra perché già da domenica abbiamo una sfida abbastanza importante. Contro quest'Akragas però c'è poco da fare, grande squadra, grande organizzazione, grandi giocatori. Per la nostra squadra composta da tanti giovani è stata una giornata di grande esperienza, però venire a fare per noi il risultato qui ad Agrigento contro quest'Akragas è quasi impossibile. Un Akragas che non conosce ostacoli. Sì, abbiamo fatto penso una grande partita oggi e niente, non era facile perché comunque stare sempre al 100%, stare sempre concentrati non è semplice, sembra magari 5-1 però non è facile, comunque sempre con queste squadre agguerrite vengono qua a chiudersi e comunque meno male che è andata bene. Ora pensiamo già subito al Raffadali, domenica ci aspetta un grande derby. Ma secondo me la facilità è stata data dal fatto che comunque abbiamo sbloccato subito il risultato contro una squadra giovane sì, ma non gli ultimi arrivati. Io sabato scorso ho visto Parma-Valmonreale e temevo molto questa partita perché so che è una squadra con delle belle individualità, con delle ripartenze abbastanza incisive, quindi se non avessimo sbloccato subito la partita probabilmente insomma, saremmo andati in difficoltà. Invece il lavoro settimanale di mister Rigoli ha dato i suoi frutti e abbiamo vinto alla grande con delle giocate ritengo di categoria superiore rispetto all'eccellenza, quindi ovviamente siamo entusiasti per quello che è stato fatto, ma ritengo che il merito sia più dell'Akragas che dei meriti della Parma, ma che comunque ha mostrato anche oggi nei momenti in cui abbiamo un po' tirato le redini il remi in barca della partita, che è una squadra che si sa fare. L'ultimo appunto che volevo fare è che obiettivamente mi aspettavo un po' più di pubblico, pensavo che la testa della classifica portasse più persone, capisco che le difficoltà logistiche di raggiungere il Raffadale, però vorrei che le prossime due sfide in casa, Mazzara e Campofranco, che sono due grosse sfide, portino all'Esseneto almeno 1 migliaio di persone, perché solo così il nostro progetto può andare avanti. Ora non vorrei ovviamente rovinare la giornata di festa con una polemica, però è ben importante fare presente alla gente di Agrigento che è arrivato il momento di farsi vedere, di dare il loro contributo, chi col biglietto, chi attraverso la sponsorizzazione, perché il nostro progetto è un progetto a lunga durata, un progetto molto oneroso e abbiamo bisogno di tutti, quindi se effettivamente dovessimo constatare che alla fine del girone di andata la gente è sorda, noi potremmo anche rivedere il nostro progetto, mica è detto che noi dobbiamo costruire questa che gli altri definiscono corazzata e portarla avanti fino alla fine. Se capiamo che non interessa agli agrigentini, ovviamente potremo fare le nostre considerazioni.
Una vittoria straordinaria voluta fin dal primo momento, voglio ricordare che già al primo momento l'Agragas ha messo KO la Parmonval, una Parmonval comunque messa in campo in maniera egregia con dei giovani validi che ha combattuto fino alla fine, quindi anche un complimento va a questa squadra palermitana che sicuramente dirà la sua nel campionato. Noi abbiamo dimostrato ancora una volta di avere un organico all'altezza della situazione, un organico che vuole vincere questo campionato, un organico che è messo in campo dal mister Rigoli in maniera ottimale. Io vedo giocatori che ancora, devo dire, non sono in ottima forma al 100%, però vedo che fanno delle trame da gioco che sembra giocare a memoria, quindi siamo soddisfatti ancora una volta di questo risultato, perché è importante, ci porta ancora in vetta alla classifica in maniera solitaria e aspettiamo appunto questo derby di domenica che ci dia, come dire, dovrebbe essere la conferma di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi.